Ryan LJ. E lei sta Raissa Dete ad andare al comando in un amen, mentre il 4 di Royal Dete a destra libera. E vediamo se Trinchillo chiederà strada all'avversario oppure farà sfilare Raffica Valma. 14-6 il lancio, con Raffica che anticipa le mosse di Giuseppe Trinchillo e il numero 7 di Raffica Valma chiede e probabilmente otterrà strada ai 400 metri, passati in 29-7. Risale dalle retrovie anche il numero 9 di Rom Guasimo, che prende la schiena di Rusticana Galla, più sollecita del solito, e Rusticana Galla e Rom Guasimo si portano nelle prime posizioni. I 600 in 46,5, tutto sommato ha fatto tutto ciò che voleva la femmina di Vincenzo Longo, mentre in secondo alla corda c'è il 6 di Raissa Dete, a largo Rusticana Galla, seconda pariglia per Romo Guasimo. 800 in 1, 2, 4, 16 di ultima frazione, galoppa definitivamente Ryan LJ. E Rusticana Galla appariglia il battistrado, copre completamente Raissa Dete, si trascina sempre Romo Guasimo. I cavalli sono al chilometro, passato in 17,5, 15,1 di ultima frazione. Rusticana Galla è ancora lì, di dentro Raissa Dete, ma Raissa non scappa. Viene via in terza ruota il 9 di Rom Guasimo e l'allievo di Romeo Gallucci, molto richiesto, viene via in terza ruota. Non si impegna molto questo Sauro. Ora completa anche il sorpasso a Rusticana Galla, piomba su Raissa Dete, ma Raffica Valma ora può allungare. Retta d'arrivo, Raffica Valma e Vincenzo Longo prendono vantaggio. A largo è il Sauro, questo Sauro di Rom Guasimo. E Rom Guasimo col Romeo Gallucci stampa e batte proprio sul traguardo una buona Raffica Valma. Romeo con la B per il primo posto, con il suo Rom Guasimo. Andiamo a vedere anche la quota al totalizzatore, che dice 8,10 €. Niente male per questo debuttante, un bel Sauro. Ha corso tutto sommato ancora bene Raffica Valma. Hanno fatto 2,5, 1, 16,4. Niente male. Bella vittoria di Rom Guasimo e Romeo Gallucci.